2000 donne, lavoratrici, mamme, qualcuna a casa, qualcuna in smart working, qualcuna al lavoro, tutte consapevoli che i figli, i bambini e gli adolescenti stanno soffrendo l'isolamento e per questo la politica deve prenderne consapevolezza. Tante le donne che hanno deciso di interagire tra loro nella pagina Facebook del Cantiere delle Donne. Tantissime donne venete, ma anche donne di tutte le parti d'Italia e anche all'estero, che si stanno confrontando anche sulla ripartenza. E abbiamo stilato un documento che poi è un manifesto con una serie di proposte. Venete le fondatrici al presidente Zaia hanno portato, grazie al loro mestiere di giornaliste, le prime istanze e costruito un manifesto con proposte concrete. Riapriamo le scuole magari a piccoli gruppi, alternando le entrate dei bambini, magari facendoli andare solo 1 o 2 giorni. Facciamo scuola all'aperto, tantissimi hanno chiesto di riaprire i parchi, di utilizzare spazi, come abbiamo visto nel video, anche cinema che sono chiusi, teatri, le parrocchie, dopo averli sanificati, educhiamo educatori e bambini con la mascherina, con i guanti, alle distanze, però riapriamo le scuole. Disagio psicologico e sociale, i bambini e i ragazzi lo stanno vivendo in prima persona. Il ritorno al lavoro una preoccupazione concreta per le famiglie. Il Cantiere delle Donne gli ha dato voce.